Ragazzi, tutti dal Comendone veneziano, siamo a Imola, siamo settimi e decimi, quindi tutti e due in Q2, in Q3. Cerchiamo di fare una gara più tranquilla, forse abbiamo velocizzato troppo, eravamo troppo sicuri prima e troppo demoralizzati dopo. Adesso facciamo come solito, tranquilli, il nostro video, la nostra gara e cerchiamo di fare i primi punti importanti, perché mi sono rotto i coglioni di far cagare, detta proprio volgarmente. Le condizioni meteo sembrano favorevoli, una notizia che farà piacere ai... Dai ragazzi, C'è attesa però per la se non gara erro è prevista mondiale del pioggia, Premio dell'Emilia Romagna. Luci spente E si via parte ragazzi, si parte. Cominciamo un po' a bomba. Qualche giro. Ok. La pioggia è prevista. È praticamente subito ragazzi, eh? Qui cazzo. No ragazzi, è previsto proprio pioggione. My god. Sì, ora tiriamo, tanto le gomme tra poco ci salutano. Potremmo mettere forse anche le soft. Però pochi hanno messo le soft. Lui che ha messo le hard secondo me ha sbagliato. Vai. E intanto Norris perde la posizione su Vettel, zio Kane. Possiamo tirare, tanto tra poco arriva la pioggia. Teoricamente arriva all'app numero 7-8 teoricamente. Per piacere non fate cappella, oggi c'è bisogno di punti raga. Bravo Co. Sarà una gara bella bagnata, eh. La McLaren sale e va avanti. Abbiamo Vettel che ci rallenterà chiaramente. Dai. Ciucciamoci Sebastiano. Qui siamo senza DRS. Tanto il primo giro è andato comunque. Sentiamo il rombo della McLaren. Possiamo tirare a bomba, tanto tra poco arriva il diluvio. Attenzione, ci sta provando Ocon. E Ocon fa il sorpasso, raga. Cerchiamo di non ammazzarci da soli, grazie. Norris risupera Ocon, bel casino. Ci stiamo ostacolando da soli, perfetto. E uno dei due mi supera per piacere Vettel, grazie. Vabbè. Possiamo spremere al massimo i nostri pneumatici. Pioggia tra pochi minuti. Bravo Ocon, ok, Ocon si ciuccia, Vettel. Deve iniziare qua il nostro mondiale, dopo le prime due gare veramente disastrose, un punto in due gare. Tra i due piloti, attenzione qua, di perdere la posizione Ocon. Sta a fare. Alfa Tauri Show. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Alfa Tauri Show ragazzi. E stiamo perdendo gli anni. In realtà c'ha le soft Vettel, ma è inammissibile però. Niente, qua la sfida è tra di noi. Attenzione, tra poco può arrivare la pioggia. Lo sapevamo, lo sappiamo. Batteria prosciugata, batteria prosciugata. Attenzione subito, yellow flag. Yellow flag, bloccaggio di Sainz. Bloccaggio di Sainz Junior. Cos'è successo? Guardiamola meglio, il punto qui è Sainz. Ha esagerato. È andato molto lungo, eh. Buono. Tra 4 minuti, 75% di pioggia.
Mi sarà battente, cioè molto cioè forte, leggera, leggera e poi veramente temporalissimo. Ok. Devo stare molto attento. Uno di due potrei tentare a mettere le full wet anche, perché secondo me era full wet qua. Staremo a vedere. Fatto sta che non riusciamo a superare Vettel. Sainz ultimo chiaramente. Ok. Vettel quinto, foi super. Ok, inizia a Only piovere. very light rain in pit lane. Inizia a piovere. E Norris è sesto. Okay, mate, nice work. Ok, Vettel show comunque. Ora Norris, mettiamo Sorpasso subito spettacolare della McLaren. le intermedie. And box now, step in front of the garage. E invece ad Ocon prova a mettere le full Yeah, wet. confirm. Happy to box at the end. Proviamoci. We have La pista sta reports diventando of umida. slightly more rain. Subito il sesto giro, ragazzi. Subito Circuit, only light rain. pioggiona. Yeah, copy. Ocon proviamo a tenerlo un po' fuori. Cioè un po' fuori. Però 50%, ma... in realtà ci sono ancora tanti giri prima che possa arrivare le full wet, però, Dobbiamo fare il doppio pit. So box now, box now. Stefan in. Scusa, perché nessuno di due i box? Ma stiamo scherzando? Perché mi va il prossimo giro? No, questa non l'ho capita sinceramente. Abbastanza ridicola questa storia. Sì, vai. Boh. Non ho ben capito, speriamo bene, perché ho paura che perderemo molto. Vai. Subito ai box, ma perderemo tante posizioni. Ocon è sprofondato. Non capisco perché, era veramente inaccettabile che non sono andati subito. Dopo ci sta andando tutto male, ragazzi. Tutto male. Ocon 17esimo. Norris 14esimo. Alla fine qui chi ne ha perso di più? Noi, spaventoso. Io continuo a tirare perché a mio parere andremo su full wet, però niente da fare, non ce ne va bene una, ragazzi, quest'anno. Non ne va bene una. La pioggia sta anche scendendo, bene, La bene. McLaren sale e va avanti. In realtà non benissimo. C'è stato un bloccaggio in pista? Bloccaggio, no, Diamo un'occhiata al replay. ci credo. Ecco qui, stiamo vedendo Lando Norris. Non Qui ci si vede voglio chiaramente il credere. contatto. Ha causato un sacco di danni. Non ci credo. La squadra si dispera. Si chiederanno come sia potuto succedere. Pazzesco. Aspetta un attimo. Penalità di tempo. No, tutto male, no. E faccio ancora pazzia, provo le full wet tanto. Contatto in pista e sono coinvolte più auto. Pazzesco, Box this lap, box this lap. fallo passare almeno.
95% è full wet. L'unica chance è questa, ma non ho parole, ragazzi. I miei piloti stanno facendo uno schifo di più. Stiamo rischiando qua veramente di... La pioggia sta aumentando. Io vado di full wet anche con ormai la gara è andata. Box this lap. Ormai la gara è andata. Già, incredibile, partiti anche bene. Perfetto, adesso vediamo se Norris questa strategia qua che ha messo subito le full wet, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Tutti vanno ai box ovviamente, ma siamo indietro, troppo indietro. Era anche una buona strategia, ma... Sorpasso spettacolare. Almeno Ocon è settimo, dai, Ocon ha preso un po' di posizioni. Che è andato un bei box un po' prima. L'auto è appena andata larga. Verstappen largo, ragazzi, Verstappen Vediamo largo. cos'è successo. Ed ecco qui Max Verstappen. Cioè, piove tanto, ragazzi, piove Qui tanto. va largo. E Inconcepibile però Norris. Il problema è che qua Ocon è da solo. Mamma mia quanto piove, ragazzi, diluvio incredibile. Serve una safety car, l'unica cosa che serve è una safety car. Adesso abbiamo pioggia battente fino al 30°. Doing a good job so far. Norris non è più ultimo, evviva. Dai Ocon, ti prego, recupera qualcosa. È a caccia Ocon. C'ho ancora 9 secondi da Sainz però. C'è proprio una voragine. Non rompere i coglioni, Lando. Mamma mia, che delusione Lando. Errori su errori. Deve essere il nostro campione quest'anno. Un disastro invece, per adesso. Sto perdendo da Sainz, la McLaren sale e va avanti. Ripeto, ho bisogno disperato di una safety car. In questo momento le posizioni sono congelate. Norris 18°, che bello. Si Ocon gareggia da solo praticamente. Norris supera qualcuno, che bello. Attenzione, attenzione, speriamo non ci sia io. Niente safety car, incredibile. È un incidente? Sono Che coinvolte più sfiga, auto. oh. Vediamo un po'. Diamo uno sguardo. Siamo su Tsunoda. Un brutto incidente, ma non basta. Ecco l'incidente. Non basta purtroppo. Non ne va bene una, Ripeto, solo la safety car può salvarci adesso. Norris 16°, Ocon 7°. Cioè Ocon veramente è tra i due mondi. Vogliamo la safety car, vogliamo la safety car. Norris 14°, sta un po' risalendo, ma l'errore che ha fatto comunque è imperdonabile. Che ha coinvolto anche Russell, che è 13°, attenzione, incidente in pista. C'è stato un incidente in pista. Latifi. Yellow flag. Ecco il Né replay. ritiri, Vediamola. né gente davanti a Ecco noi purtroppo. Nicolas Latifi. Non c'è fortuna, raga. Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto.
serve di più se vogliamo ribaltare. Adesso andrà 50% e pioggia leggera, quindi stiamo pronti perché ci sarà altra girandola di box probabilmente. Leclerc nono. Stare molto attenti con la pioggia. Comunque Ocon sta arrivando, Ocon sta arrivando, però i primi sono chiaramente andati ormai. Stiamo attenti alla pioggia. Ora adesso la pioggia da leggera, però poi è ancora pesante, ma non so cosa fare sinceramente. È difficile onestamente. È difficile capire cosa fare. Tra poco, comunque il cuore ha recuperato bene. Adesso tra poco arriverà una pioggia più leggera, sta abbassando qua anche la quantità di pioggia in pista. Norris, ciao. Stiamo su Ocon, va. Leggera yellow flag. Attenzione, allargato. Perez ha allargato. Neanche davanti di noi, ma e tra poco andiamo sotto anche alla pioggia. Leclerc ci sta anche recuperando un po', però stiamo recuperando su Gasly. Da yellow flag veloce. Qualcuno finisce largo. E Latifi ancora, un coglione. Ok, siamo di nuovo in condizioni. Diciamo dal 4 più è bagnato. Siamo a 3,94. E adesso teoricamente rimane così dal 35esimo fino, in realtà neanche tanto, non lo so. Ora yellow flag. Rivediamo cos'è successo. Diamo un'occhiata alla McLaren. No, È del tutto... ci credo. Errore di Ocon, incredibile. C'è stato un bloccaggio. Andiamo se esciamo dalle box subito. Ovviamente no. Science has pitted. Possiamo andare Norris, va. Altro errore di Ocon, incredibile. Yeah, I got him landing for lane. Understood, mate. Non posso rischiare con Norris perché tanto è messo talmente male. Leck c'ha le full wet, ha messo Sainz le intermedie. Siamo a 3,64, siamo sotto ovviamente. Sì, scendiamo ai box. La rischiamo tanto. Vai Lando. Nessuno davanti ai box comunque, Ha annullato la sosta. Sta tornando a piovere ragazzi, quindi per Norris è finita, perfetto. Ocon rimane in pista. Perfetto.
Norris proprio dopo questa è andato. Meno male, a sto punto l'errore mi ha salvato, eh. L'errore mi ha salvato. Okay, Lando, Sainz has pitted. Vediamo cosa mettono le Beh, Sainz non è in box, per Sainz la gara è veramente andata, eh. Mamma, si capisce un cazzo. Full wet, Sainz ritorna in box. Norris deve lasciarlo così, va Norris probabilmente. Ah, salutiamolo anche perché dopo Norris si dovrà fare la full wet, dopo tornerà, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere la gara di Norris che è meglio. Ocon comunque forse una strategia dovrà farla, sto spingendo al massimo con Ocon nella speranza di prenderli. Ma ripeto, serve una safety car. Qualcuno è andato largo. Incidente su Noda. Niente, insomma, non arriva sta safety. Yellow flags. Copy. Incidente Vettel. Sono le gomme più usate di tutti, ma sto spingendo come un disperato, cioè, non ho alternative. And save fuel from now, please. Save fuel from now. Confirm. Sì, Norris si sta crollando. Prima posizione. Qualcuno allarga la traiettoria. Qui è andato largo. Ocon, ma porca troia. Ma quando? Boh, se la siamo persa? Conserviamo un attimo perché sennò non arriviamo a fine gara. L'Alfa Tauri passa avanti. Noi manteniamo la sesta piazza, ma a fatica. Per Norris la gara è pressoché andata. L'ho rischiata e ovviamente è andata male. We're box this lap. Yeah, confirm. Happy to Almeno non ho box. sbagliato con Ocon, va. Attenzione. Norris non ce la fa più ovviamente. Sembra che qualcuno sia andato largo. Mamma mia, che disastro Lando, mamma mia. Tutto è andato male a Lando. La scatola del cambio sembra usurata, anche. Mamma, il 39. Abbiamo la macchina che si usura troppo velocemente, però, eh. Boh, non lo so, stagione che sta nascendo male. Però Lando potrebbe anche, come si dice, innescare una safety car, niente. Sarebbe fondamentale la safety. Insomma, che messi male con le gomme. Tenori si sta sbagliando qualsiasi cosa. Ancora bloccaggio. Sembrerebbe un bloccaggio. Sarei quasi tentato di ritirare la macchina. Non ho più gomme, ragazzi. Non ho più gomme, purtroppo. Dico pure di fare la sosta adesso, che se dopo mi arriva da intermedia sono fottuto veramente. Mamma mia, ancora ruote bloccate di Norris.
Ma neanche lo guardo perché mi fa peccato. Crollo di Norris, signori. Bottas purtroppo sta arrivando. Manca ancora tanto. Mi superano sicuro, mi superano. Vai. Sorpasso spettacolare della McLaren. Bottas è vicinissimo, manca ancora tanto. Ma forse possiamo andare ai box per l'intermedio. Forse il temporale si può salvare. Sì, andremo sicuramente di intermedio. Quindi Norris ha fatto 50 sopra, però. Cioè, Norris, poveretto, mi fa peccato. Qua deve tenere Ocon a tutti i costi, dobbiamo arrivare almeno sesti, raga. Mamma mia. 4,85, poi abbiamo... minuti. Fioi. Chi non risica, non rosica. Vai. Box this lap. Box this lap. Stefan in. Non ha senso non rischiare. Per me la pioggia diminuisce. Stefan in. Copy. Remember the pit lane speed limiter. Sì, qua Ocon veramente. Cioè, Norris ha fatto più soste che altro. Okay, the rain has passed. Ha smesso di piovere, perfetto. Copy that. Ti prego, se non deve più piovere, però. Siamo ottavi, noni. Preghiamo il Signore adesso. Decimo posto. Ma la pioggia sta calando e non ci dovrà più essere, chiaramente, se non è finita. Sì, la pioggia sta calando, dai. Ti prego, cosa devi pompare, cazzo. Cosa è successo? Forse qualcuno è andato Vabbè, largo? Schumacher largo, me ne foto. Dai. Sì, basta pioggia. Sì, no, adesso tutti proveranno. Basta, no, non proprio più, è solo mettere le gomme d'asciutto. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Probabilmente, non lo so. Potrebbe essere, no, se così è finita. Sembra ci sia un bloccaggio. Sì, però in realtà mancano pochi giri, no, dovrei farcela. Aspetta, qua stiamo attenti, cazzo. Sì, ma alla disperata un punto prendo. Niente, peggio di così, anche sta gara è una merda. Anche sta gara male. Norris addirittura ultimo. Noi prendiamo un punticino. It's incredible, Beppe. It's incredible. Non riusciamo a fare una prestazione degna di nota.
Ocon chiude decimo, Norris penultimo. Max Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Norris in questo momento veramente, cioè, agghiacciante. 0 punti. Lontano parente di quello dell'altro anno. Noi siamo settimi in griglia, già molto indietro rispetto all'Alfa Romeo. Red Bull sta dominando per il momento il mondiale. Per noi solo delusioni. E avevamo tutto per far bene, almeno arrivano soldi, l'unica cosa positiva. Prestazioni, ok. E io non so più veramente cosa poter fare. Posizione in griglia. Vai. Ok. Addirittura. Ma. Se possiamo migliorare qualcosa. Aspetta un attimo. Noi siamo messi male, media velocità. Sotto scocca. Dovevo migliorarlo sto catorcio, eh. Ok. 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 $50 giorni, mamma. Male, male, male. Oscar è una gara difficile. Devo stare attenti qua, ragazzi. Il consiglio mi manda a fanculo, eh. Scatola del cambio in pessime condizioni, ma questo lo cambiamo dopo. Va bene raga, sotto il comodore veneziano sopra voglio capire se riesco a portarmi a casa anche un capo tecnico, perché forse serve anche lui per migliorare la macchina, so solo che siamo peggio dell'anno scorso quasi, incredibile. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!